Avete ricevuto anche un bel omaggio da parte di un altro grande maestro del cinema in questo caso, cioè che Pupi Avati ha voluto inviarvi un videomessaggio che è stato un bel regalo per la vostra realtà. Abbiamo ricevuto un dono inaspettato ma graditissimo. Il maestro Avati è molto sensibile al tema della lettura, al tema della protezione, passami questo termine, delle librerie indipendenti, che rimangono comunque un baluardo. Lui è rimasto molto colpito dal vedere che in Italia, in questo momento, io ho avuto l'opportunità di raccontarglielo direttamente. In questo momento in Italia molte librerie indipendenti da nord a sud soffrono, sono in difficoltà, ma non gliel'ho raccontato in chiave come dire drammatica questo problema, gliel'ho raccontato con una visione realistica e anche un po' combattiva, come normalmente è mia abitudine fare, e quindi di fronte ad un problema non ci arrendiamo, cerchiamo delle soluzioni e proviamo a resistere. Lui si è commosso e ha voluto fare questo piccolo dono alla nostra realtà, che però per noi è stato un grandissimo dono, che ha avuto riverbero nazionale anche nella nostra associazione di categoria. Io spero che possa arrivare al Ministro dei Beni Culturali, che so essere molto attento a questo problema, e spero ancora che ancora di più la Presidenza della Repubblica, sono ancora più ambizioso, possa dare alle librerie indipendenti quella funzione non solo così formale ma anche istituzionale, e proteggerle da un problema che le sta fondamentalmente facendo chiudere. E il problema non è l'economia, ma è la regolazione del mercato. Quando noi riusciremo in Italia, e quindi qui ritorno alla politica, quando noi riusciremo in Italia a regolamentare in maniera equa il mercato librario soprattutto, ma non solo, in questo momento il dibattito internazionale con i grandi colossi del web è proprio quello: regolamentare, darci delle regole uguali per tutti e consentirci di combattere ad armi pari i giganti che molto spesso rendono la nostra attività difficile da svolgere sul campo tutti i giorni. Quindi io colgo l'occasione che tu gentilmente mi hai concesso di ringraziare il maestro Pupi Avati per questa bellissima come dire piccola chimera che ci ha regalato. Aver scoperto che a Taranto esiste una realtà tenuta in vita per decenni e decenni dalla famiglia Mandese ha fatto sì che abbia avvertito la necessità di ringraziarli a nome mio per questa sopravvivenza in un momento in cui il libro sicuramente trova un'infinità di ostacoli attorno a sé. Ecco, io quindi vi ringrazio e mi commuove fortemente sapere che queste generazioni dei Mandese che si sono succedute erano anche formate da fratelli e sorelle.